Io sono Roberto Ziranu, sono un fabbro, un artigiano di tradizione. La mia famiglia è da ben 4 generazioni che ha lavorato a questa materia che sarebbe il ferro. Io in questi anni, diciamo dal 93, ho aperto il mio primo laboratorio all'età di 21 anni. Avendo ereditato da mio nonno, mio padre, questo bellissimo mestiere, poi ho pensato pian piano di portarlo quasi ad essere mio, in una piccola bottega che poi negli anni ho trasferito a Nuoro. Ci occupiamo principalmente di arredo casa, dalle ringhiere alle cancellate, le cose più tradizionali. Con questo stesso lavoro ho pensato quasi di inventarne un altro, pensare che possiamo fare tante altre cose, cioè quasi cercare di sconfiggere la crisi. Ho quasi reinterpretato quello che si faceva in passato, facendolo poi oggi diventare quasi un altro mestiere, dando vita a nuove sculture come possono essere i corpetti, i cambale in questo caso, quasi reinterpretando le nostre origini, le nostre tradizioni e farle diventare attuali, con delle piccole forme, con dei piccoli oggetti che però poi rappresentano bene la nostra isola, che sarebbe la Sardegna. Prima, considera, il fabbro era un mestiere fondamentale, come tutti gli altri, dal muratore al falegname, quindi da mio bisnonno e mio nonno prima si lavorava per i campi, per i pastori, poi pian piano si iniziano a fare delle belle case e quindi inizia a fare arredamento per casa. Anche questo sta venendo quasi a mancare perché le case sono ferme, sono finite, quindi quello che ti dicevo prima è che ho voluto reinterpretare questo mestiere dandogli un po' di linfa, un po' di anima, che cioè a volte se non c'hai nulla da fare come cancello, come ringhiera, che cosa pensi che ci possa mettere dentro una casa? Una scultura, un oggetto d'arredamento? Per quello che quindi ho pensato di dare quasi anima, cioè poter reinterpretare, ma questo si potrebbero fare con tutti i mestieri. Quindi è per quello che noi dobbiamo essere orgogliosi di essere sardi, perché da questa bell'isola a volte si inventano tante cose nuove. E se gli altri vengono a volte qui è perché sicuramente abbiamo ancora qualcosa da dire. Pero dime, 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 dime cuánto. Dime, 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 dime cuándo.